a tutti. Anno 2017, 150 gare, pensate 2346 tesserati, questa è l'intensa attività del Comitato Regionale Sardegna del Feder Ciclismo. Ovviamente è stato un anno molto intenso, con grande attenzione soprattutto nel ciclismo e nel fuoristrada, grande attenzione al settore giovanile. Io chiamerei subito il Presidente del Comitato Regionale Stefano Dessì per quelli che sono i saluti di rito e anche regalarci una primissima fotografia di quello che è stato il 2017. Allora, grazie a tutti, io vi do il benvenuto, ringrazio in particolare tutti gli ospiti, ma Davide Cassani che ci è venuto a trovare. A noi fa tanto piacere, è un segno di vicinanza della Federazione Nazionale al Comitato Regionale. Un Comitato Regionale di cui io, vi dico la verità, sono fiero di rappresentare. Non vi nascondo oggi un attimo di emozione, infatti mi scuso in anticipo se alcune cose che dirò saranno, come dire, avrò un attimo di imbarazzo. Ero peraltro preoccupato per una sala impegnativa con tanti posti a sedere difficili da riempire. Un saluto e un ringraziamento al Comune di Terralba, al sindaco qua presente, da anni ci ospita in questa cerimonia. Una cerimonia che è una festa di tutti. Oggi premiamo i campioni regionali, coloro che maggiormente si sono distinti nell'attività ciclistica, ma un grazie particolare a tutte le società, a tutte le componenti del Comitato regionale, perché tutti voi siete stati protagonisti, voi siete veri protagonisti, siete la macchina che è il cuore pulsante che mette in moto il meccanismo, mette in moto lo sport. La federazione senza voi non esiste, non è nulla. Qualche dato sull'attività. È stata una stagione intensa. Oltre all'attività regionale abbiamo avuto il piacere e l'onore di... ci è venuto a trovare il Giro d'Italia, i campioni del ciclismo. Abbiamo rilevato un grande entusiasmo. Un entusiasmo forse per certi versi inaspettato. Io ho avuto il piacere di precedere in una tappa il passaggio del Giro. Ho visto i paesi addobbati a festa, i tanti volontari, le tante persone a bordo strada che dalla mattina attendevano il passaggio degli idoli, dei campioni del ciclismo. È mancato Fabio Aru e questo... un attimino, questo ci è dispiaciuto tanto, però Fabio comunque sia ci sta rappresentando la Sardegna, ma sta rappresentando l'Italia intera nel ciclismo. Questo è un vanto, penso che poi magari Davide dopo su questo potrà dire anche due parole. Si dice spesso che magari siamo indietro nei risultati agonistici, a livello giovanile non andiamo magari a vincere un campionato italiano. Poi da una terra come la nostra, con tante difficoltà, è venuto fuori un campione come Fabio, ma già in passato abbiamo avuto altri professionisti. Qua abbiamo Stefano Usai che è un esempio, lo stesso Pietro Sarai nel fuoristrada. Sì, non hanno raggiunto gli alti livelli di Fabio Aru, però noi di questo ne siamo orgogliosi, Davide. Voglio rivolgere anche a te. Molto spesso ti ho sentito dire nelle televisioni meno esasperazione agonistica in età giovanile. Beh, forse noi in Sardegna siamo uno di quegli esempi. Sì, abbiamo tante carenze, abbiamo le nostre difficoltà, ma siamo un esempio da seguire. La pressione che abbiamo, che i nostri tecnici o le nostre società hanno sui ragazzi è minore. Forse questo ci ha consentito, ci consente anche di far crescere e di far sì che un talento possa arrivare al professionismo. Un altro minuto, solo due dati. 150 gare organizzate per una realtà come la nostra non sono poche, sono tante. Due parole sull'attività, ma potremmo dire che ancora oggi il settore trainante è quello del fuoristrada. Se guardiamo alla partecipazione, alla qualità delle manifestazioni organizzate, sì, è il settore trainante. Quello giovanile, io dico che quello giovanile è un altro esempio da seguire. Qua in Sardegna tutte le società fanno multidisciplina. Abbiamo inserito anche delle norme regionali che vincolano al far praticare ai nostri bambini alla base
sia la mountain bike che la strada e le abilità. Non dobbiamo specializzarsi, questo ce lo dicono i nostri tecnici, questo ce lo dice il nostro centro studi. Noi questo lo abbiamo recepito e siamo orgogliosi di farlo. Dovremmo instaurare forse un maggior dialogo sul settore amatoriale strada. Abbiamo qualche difficoltà, non lo nascondiamo, ma contiamo che con la condivisione, con una maggiore vicinanza, un maggior rapporto tra il comitato regionale, le società e gli interessati, questo più in là possa portare a dei buoni risultati, che peraltro speriamo anche si vada nella direzione che è quella del cicloturismo, un cicloturismo per il quale anche di recente abbiamo avuto un incontro con una serie di persone interessate. Noi abbiamo un'isola pedalabile 365 giorni l'anno, un clima, una geografia bellissima, invidiata da tanti, che consente di poter svolgere questo bellissimo sport non solo in termini agonistici, non solo perché voglio fare la competizione, ma perché ho il piacere di andare in bicicletta. E questo dobbiamo farlo, lo dovranno fare, è un passo che però dobbiamo fare insieme alle istituzioni. Qua la regione in particolare deve essere più presente, deve essere più sensibile nel cercare di creare le condizioni affinché questo si possa verificare. Il settore agonistico, l'ho detto prima, soffre esordienti, allievi, juniores. Soffre perché chiaramente per poter migliorare quel settore io sono fermamente convinto che dobbiamo pensare prima ai più piccoli, ai giovani, ai giovanissimi. Più noi riusciamo a fare attività con le categorie giovanili, più avremo possibilità di avere esordienti, allievi e juniores. Io mi rendo conto che il contesto socio-economico non sia dei migliori, le società sono in difficoltà da un punto di vista economico, ma sono in difficoltà anche perché oggi la burocrazia, quello che non è limitato solo alla gestione della società, ma nel nostro caso all'organizzazione delle gare. Questo presuppone che sia i dirigenti che i tecnici delle società siano sempre più qualificate. Noi su questo vogliamo investire, il Comitato regionale sta investendo sulla formazione, dai tecnici alle scorte tecniche e tutte le altre figure fondamentali. Che posso dirvi? Non voglio andare oltre perché voglio dare spazio, che resti più spazio possibile ai protagonisti di questa giornata, voi campioni e voi società. Vi faccio i migliori auguri, vi saluto ancora da parte del comitato e grazie. Grazie Presidente Stefano De Sia, ha citato il CT Cassani che promettiamo di torchiare grazie al contributo del collega dell'Unione Sarda Carlo Alberto Melis più tardi. Intanto siamo a Terralba, allora mi sembra giusto i saluti di rito da parte del padrone di casa. Chiamerei il sindaco, il dottor Sandro Pili, eccolo qua. Sindaco, buongiorno. Terralba, davvero baricentrica nel mondo dello sport e tra l'altro con una grande passione per il ciclismo. Grazie. Sì, buongiorno a tutti e benvenuti. Siamo lieti di ospitarvi qui a Terralba. Mi scuso se metto la mano in tasca, ma mi si è scucita come mi sono alzato a salutare il commissario tecnico, quindi il responsabile è il signor Cassani. Sì, Terralba è baricentrica. Io ringrazio la federazione regionale per aver confermato la loro presenza qui a Terralba in questa occasione importantissima. Generalmente ci si incontra nel teatro comunale che è interessato da dei lavori, quindi ringrazio il dottor Tilocca e l'istituto tecnico per averci ospitato qui oggi. È un movimento importantissimo, il ciclismo, non sono io certo a scoprirlo. A Terralba storicamente ha avuto anche dei campioni sardi, parlo di 30 anni fa, poi l'interesse non è scemato in questo senso perché ci sono centinaia di appassionati che ancora svolgono l'attività. Non c'è una società strutturata o che opera a livello agonistico. Ecco perché io a suo tempo dissi anche al Presidente, a Stefano, che come amministrazione siamo appena entrati, siamo 6 mesi, però ho dato la nostra disponibilità come amministrazione per cercare di creare e di ricreare un movimento
agonistico se possibile, o anche amatoriale, quello che si ritiene, perché è veramente radicata come passione nel territorio. Io prima di concludere, lasciare spazio ovviamente agli atleti e ai campioni, tendevo così come segno di ringraziamento un omaggio sportivo, il gagliardetto, no? Da parte del Comune di Terralba al Presidente regionale Stefano, che ringrazio di nuovo. Grazie. Questo è per voi. Grazie. Un altro al commissario tecnico, rappresentante della federazione, che ci ha onorato della sua presenza. Grazie davvero. Concludo con le nostre congratulazioni a tutti i campioni presenti, bravi davvero. In bocca al lupo per tutto, vi auguro ogni fortuna in tutti i sensi e ne approfitto per augurarvi buone feste, buon Natale e buon anno. Grazie, buona giornata. Grazie Sindaco. Più 224 tesserati nel 2017, un'impennata che di fatto è iniziata nel 2014 con ben 22 nuove società, e allora io chiamerei il Presidente onorario Salvatore Meloni, perché è sul filo della continuità che si procede qui nel Comitato regionale della Federciclismo. Sì, grazie anche per la presentazione. Ecco, il fatto stesso che si stia dando continuità a quelle iniziative che anni fa avevo intrapreso, che era quella appunto, voglio anche aggiungere con una punta di orgoglio che non sono molte le federazioni che organizzano le feste come questa, si contano sul palmo di una mano, ecco, io non le voglio neppure citare, però voglio dire è un'iniziativa che si compie nella continuità, e quindi anche di questo va dato atto al nuovo Consiglio direttivo di aver proseguito in questa bella manifestazione. Oggi è la festa di tutti, ma soprattutto di tutti coloro che durante la stagione ci hanno entusiasmato con le loro vittorie, ma anche con le loro azioni, perché il nostro è uno sport sì individuale, però allo stesso tempo deve tener conto anche degli altri partecipanti. Purtroppo esiste anche nel ciclismo il fatto che il secondo che arriva magari a 2 centimetri dalla ruota del primo è un battuto, e questo è una caratteristica forse del solo nostro sport, no? Però è ovviamente che l'animo sportivo ci porta e ci deve portare a far sì che il numero dei partecipanti sia sempre considerevole, e questo grazie anche a quanto tutto sommato ha riassunto il Presidente Stefano De Sì, diciamo che abbraccia quello che è la nostra realtà. Volevo aggiungere a quanto anche ha detto Stefano il fatto stesso che l'insularità è quello che ci penalizza fortemente. Il ciclismo, d'altro canto, è sport che necessita del confronto, e non sempre questo è possibile, che i nostri ragazzi possano cimentarsi e confrontarsi con le altre realtà. Un mare che ci separa dal resto d'Italia ci condiziona fortemente, ma devo dire che quanto si sta facendo nel ciclismo sardo, soprattutto fatemi dare anche un numero: a livello dei giovanissimi siamo la 5ª regione italiana, e nel rapporto numero di abitanti e numero di tesserati non siamo agli ultimi posti delle classifiche nazionali. Questo la dice lunga sul fatto che il nostro è ancora un movimento sano, un movimento fatto di passione, un movimento tutto sommato apprezzabile nel contesto nazionale, e questo dobbiamo tutti essere orgogliosi, ma non la voglio far lunga. Oggi è la festa dei corridori, di quanti hanno vinto, ma anche di coloro che
con il sacrificio e con l'impegno ci hanno regalato una stagione felice e ricca di interesse. Grazie Presidente onorario Salvatore Meloni. Il saluto del CONI regionale, è una giornata particolarmente intensa perché ci sono altre due feste, quella dell'atletica e quella del volley, praticamente in contemporanea, e allora ringraziamo e chiamerei anche per il saluto il delegato provinciale del CONI di Oristano, Gabriele Schintu, buongiorno, perché il CONI non vuole mancare in nessun modo l'appuntamento di questo genere. Assolutamente, io sì, rappresento il CONI di Oristano, ma vi porto il saluto del Presidente regionale Gianfranco Fara che per la sovrapposizione di eventi, poco fa è stato detto a Cagliari in questo momento si sta svolgendo la festa dell'atletica e ancora in contemporanea la festa della pallavolo, quindi c'è un affollamento di grandi eventi, questi che sono un momento importantissimo di sintesi dell'attività regionale e anche da parte della federazione nei confronti di chi spende fatica e sudore quotidianamente, vuole essere anche un momento di ringraziamento per tutti. Il CONI affianca la vostra federazione, come tutte le federazioni, nei diversi percorsi che le singole discipline mettono in pratica quotidianamente. Io ieri a Oristano avevo la cerimonia delle benemerenze sportive per i migliori risultati tecnici dell'anno e ci siamo accorti veramente di avere in una provincia così piccola tantissime eccellenze nelle varie discipline. Per cui da parte del CONI un grandissimo ringraziamento a tutti coloro, ai dirigenti, agli atleti, ma soprattutto anche ai genitori, mi riferisco alle fasce più giovani che credono nello sport come momento di educazione, di crescita sicuramente dei loro ragazzi. Per cui grazie per quello che fate. Continuate così, il CONI vi starà vicino. Grazie ancora. Grazie allora anche al delegato provinciale Gabriele Schintu. È il giorno dei campioni sardi, dei campioni regionali, ma è un 2017 che si è anche caratterizzato per risultati di rilievo a livello nazionale e soprattutto nell'ambito della handbike e anche nel mondo delle competizioni per dializzati e trapiantati. Allora io chiamerei il presidente del Comitato Paralimpico Regionale, Paolo Poddighe, per fare anche un po', che dovremmo avere, per fare anche un po' il punto di questi risultati che possiamo dire eccezionali, perché c'è un record mondiale tra queste competizioni. Sì, diciamo che intanto buongiorno a tutti, un benvenuto al direttore tecnico del Nazionale Ciclismo e un saluto alle autorità, al sindaco che ci ospita in questa bellissima location. Grazie a Stefano insomma, per averci invitato. La Federazione Ciclismo è una parte attiva di quella che è l'attività paralimpica in questa nuova veste, perché poi il Comitato Paralimpico neonato con l'ultimo decreto del mese di aprile, dunque tutto l'insediamento, ci sono ancora le elezioni in corso, i comitati sono stati già realizzati, a gennaio ci sarà l'elezione nazionale, si è ristrutturato il mondo dello sport perché abbiamo che il Comitato Paralimpico è diventato ente pubblico al pari del CONI con due filoni. Un filone è quello dell'attività paralimpica, come dicevi, e l'altro è quello dell'attività olimpica che congiuntamente, parallelamente, comunque collaborano per l'attività dello sport, con maggiore attenzione a quella che è poi la disabilità e la disabilità come integrazione con l'attività sportiva e recupero di quelle che sono le problematiche che tutti noi, io continuo a dire, ricordiamoci che siamo tutti normodotati, ma è un attimo poter trovarsi in una situazione di inabilità e questo nel mondo dello sport si è effettivamente ritrovato a dare una seconda chance e questi ragazzi e queste persone che nel mondo dello sport hanno investito, a parte i grandi campioni, quelli che effettivamente poi risaltano nei media, ma tutti quelli che quotidianamente praticano attività sportiva e cercano attraverso
attraverso lo sport il recupero di quella che è una vita normale. E questo è il messaggio che noi stiamo cercando di dare come Comitato Paralimpico. Poi tutto quello che viene fuori all'interno del loro percorso con exploit, come è successo alle Olimpiadi di Rio. Io lo dico sempre, io ho fatto tantissime Olimpiadi con la parte dei normodotati, a Rio ho avuto la fortuna di partecipare a tutte e due le Olimpiadi e devo dire che quella che è stata l'emozione nelle Paralimpiadi di Rio è stata molto superiore rispetto all'altro per quello che facevano questi ragazzi. Proprio in questi giorni abbiamo a Rio, in Messico, la nazionale di nuoto che sta prendendo tantissime medaglie, sta mettendo tanti successi. E mi riallaccio appunto al nuoto perché voi siete il ciclismo, una delle 6 federazioni che al mondo paralimpico nelle Olimpiadi ha dato tanto. A parte i grandi campioni, credo che noi abbiamo un personaggio che è l'unica medaglia paralimpica che è nata nel ciclismo, perché a Kenza ha iniziato a fare ciclismo, non arrivò alle Olimpiadi di Londra proprio per un incidente di qualifica, nel senso per pochissimo, però allo stesso tempo poi lui si è ritrovato quello che aveva ricevuto dal mondo del ciclismo nel vincere poi a Rio la medaglia di bronzo, che è stata l'unica medaglia paralimpica e olimpica della Sardegna. Di questo ne siamo orgogliosi ed è un grande testimonial che effettivamente sta portando avanti questo movimento. Per quanto riguarda l'Embike stiamo lavorando, stiamo cercando di portare avanti questo movimento in Sardegna, di farlo crescere e credo che sarà la grande sfida di questo quadriennio. Grazie a tutti. Grazie Presidente. Per dovere di cronaca citiamo ovviamente, oltre a Giovanni Achenza, anche ottavo ai mondiali di paraciclismo, Rita Cuccuru, e poi citiamo, come detto in precedenza, sempre per quanto riguarda trapiantati e dializzati, Walter Uccheddu, Stefano Caredda e Ermanno Manenti. Questi sono i risultati di rilievo del 2017. Per crescere bisogna anche collaborare, farlo tra comitati regionali. Allora io chiamerei, non so se c'è il presidente del Triathlon Sardegna, Rudy Cardia, che non c'è, e allora scaliamo nella nostra scaletta il presidente della commissione giudici di gara, Elisa Marras, non so se è presente, perché i giudici sono una componente fondamentale di ogni competizione sportiva. Insomma, senza i giudici non si va da nessuna parte. Buongiorno a tutti, è veramente un piacere per noi essere qua. Oggi abbiamo giusto una piccola componente, insomma, della nostra categoria, siamo 6 a rappresentare l'esiguo numero in realtà di giudici sardi, perché in totale ne abbiamo 21. Di nuova leva, diciamo, ne abbiamo 8, per cui stiamo cercando di crescere in questo senso. Fino all'anno scorso eravamo proprio risicatissimi con i numeri, avendo grosse difficoltà, ve ne sarete accorti, cioè le società sono assolutamente consapevoli di questo, grosse difficoltà appunto a strutturare una giuria per le gare, soprattutto per le domeniche, soprattutto in cui c'erano più di 3 gare fondamentalmente. Quindi il progetto, insomma, di questa nuova commissione, che è nuova in quanto instauratasi quest'anno nel corso del 2017, è sicuramente quello di crescere da questo punto di vista, crescere numericamente. Quindi il messaggio di oggi è quello di avere la vostra collaborazione, ok, e possibilmente di cercare di trovare all'interno delle vostre società persone che abbiano voglia di cimentarsi in questo ruolo di giudice di gara, che non sempre in effetti è particolarmente apprezzato, però chi crede nel ciclismo penso che possa fare un buon lavoro anche da questo punto di vista. Per quanto riguarda il discorso, visto che non c'è il rappresentante della triathlon, vorrei dirlo io, appunto abbiamo una nuova convenzione, diciamo un nuovo accordo con la Federazione Triathlon, i quali a loro volta hanno difficoltà a reperire giudici di gara, per cui da quest'anno siamo chiamati anche noi come giudici della Federazione Ciclistica Italiana a dare la disponibilità di intervenire nelle gare di triathlon, per cui anche questo è un nuovo progetto. Vorrei come ultima cosa ringraziare le società che ci stanno sostenendo, appunto collaborando con la giuria nel corso delle manifestazioni, prima nel corso della preparazione di tutto quello che appunto avviene durante la gara e poi appunto durante la gara stessa.
e niente, direi che va bene così. Grazie ancora. Grazie allora Elisa Marras, Presidente della Commissione Giudici di Gara. Insomma, è arrivato il momento che anche un po' ci emoziona. Io chiamerei il CT della Nazionale Davide Cassani qui, magari col collega Carlo Alberto Melis, col Presidente del Comitato Regionale Stefano De Sì, perché magari ci possiamo dedicare qualche minuto per strappare un paio di considerazioni sul 2017 che è stato. Chiederei anche a Gianluca Contini se può avvicinarci per darci un supporto tecnico. Buongiorno Carlo Alberto intanto. Sì, vi fornisco. Preferite su? Molto bene, allora cambio di programma ancora una volta. Vi fornisco di microfoni. Saluto intanto Carlo Alberto Melis. Buongiorno a tutti. Mi scuso con quelli che non ho salutato personalmente, ma è veramente bello essere qui. Vedo che non sono l'unico che sta invecchiando, perché ricordavo poco fa con Massimiliano Cadelano che a fine novembre dell'87, quando ho fatto il primo servizio per l'Unione Sarda, e ormai sono passati 30 anni, il vincitore di quella gara, che era una gara di ciclocross, era proprio Massimo, categoria dilettanti, categoria junior, Walter Ucheddu, uno che non scende di bicicletta tanto facilmente. Quindi il tempo passa, ma vedo che passa per tutti. Purtroppo sono nei guai, perché avevo detto al mio presidente che oggi avrei fatto la distanza, sicuro che non mi avrebbe beccato, e invece ecco qui adesso. Vabbè, la faccio domani mattina. Davide Cassani, la sua presenza qui è davvero ricca di significati. Mi fa piacere che continui a rafforzarsi il legame con la Sardegna, perché dovete sapere che Davide, ma probabilmente lo sapete, un mese e mezzo fa era a Santa Margherita di Pula per il triathlon, per il Challenge Forte Village. Hanno organizzato una staffetta con Massimiliano Lelli nel nuoto, abbastanza improbabile, con Mario Cipollini in bicicletta, e fin qui ci siamo, e Davide si è sciroppato i 21 km di corsa, tra l'altro con un tempo più che dignitoso. Ogni volta lo vediamo in veste diversa. Oggi è commissario tecnico. Pensate che lui nel 96 è arrivato in Sardegna da corridore e se n'è andato da commentatore televisivo. È giusto, Davide? È giusto. Intanto buongiorno a tutti. Sono qui perché me l'ha chiesto il nostro presidente Renato Di Rocco, e mi ha detto: ma te la senti di andare in Sardegna? La mia agenda oggi era libera, ho detto ok, vado in Sardegna perché è una regione che merita la massima attenzione, perché non è più una regione Cenerentole, ma è una di quelle regioni che ultimamente ha prodotto uno dei ragazzi più interessanti che abbiamo, Fabio Aro, e dal momento che c'è una bellissima attività, una regione viva anche sotto il profilo del ciclismo, penso che sia giusto essere presenti, perché state facendo bene, e quindi sono ben contento di essere qui. Un mese fa ero qui a correre a piedi e tra l'altro, appunto, come dicevi tu, sono particolarmente legato a questa regione, anche perché la mia seconda vita in questo mondo, nel mondo del ciclismo, è cominciata proprio al Giro di Sardegna nel 1996, quando qui ho fatto la mia prima telecronaca in Rai con Adriano Tezzan. Bei momenti. Per tanti anni sei stato la voce tecnica della Rai, che io ricordi sei sempre stato abbastanza tenero, per quanto onesto e rigoroso coi corridori, e probabilmente adesso che sei invece passato dall'altra parte, cioè in quelli che vengono criticati, non tutti sono altrettanto teneri. L'aver fatto tanti anni in Rai ti aiuta ad accettare meglio le critiche, o forse ad assorbirle meglio, a tenerne in maggior considerazione? Ma sai, so benissimo che nel ruolo in cui sono naturalmente soggetto a critiche, soprattutto quando non si vince, e quindi ormai ci ho fatto il callo, nel senso che è naturale che non posso accontentare tutti, e soprattutto quando le vittorie non arrivano sono comunque soggetto a critiche. A volte sono critiche costruttive, a volte critiche che non hanno nessun senso, però oggigiorno per tutto quello che la tecnologia ci può fornire, la voce è data a tutti, e quindi la cosa che cerco di fare è che dal giorno che convoco e che scelgo i ragazzi per un campionato europeo, o ancora di più per un campionato del mondo, i social non li guardo, perché alla fine comunque possono darti delle indicazioni
indicazioni sbagliate, e quindi alla fine, ripeto, le critiche ci stanno, perché alla fine comunque ha un ruolo importante, e quindi non è che posso ricevere solo complimenti, anzi, ma la cosa importante è che comunque tante critiche tante volte sono belle, sono costruttive e ti fanno anche pensare. A proposito di costruire, con la nazionale raduni spesso i tuoi ragazzi, immagino per cementare il rapporto di gruppo. Quanto è importante il rapporto personale poi quando si pedala in gara? È molto importante, soprattutto quando si pensa, quando si programmano obiettivi, devi parlarne, discuterne, devi anche prendere in considerazione le eventuali persone che possono partecipare. Quando abbiamo preparato Rio con quei 3 o 4 corridori ho cominciato a parlare mesi prima. Aru e Nibali li ho costretti, ma loro sono venuti ben volentieri, li ho costretti a venire a Rio perché volevo che vedessero quel percorso, e quindi è un progetto che è cominciato mesi prima, e devo dire che nelle ultime prove i nostri ragazzi sono sempre stati esemplari, sono stati uomini squadra, hanno lavorato per sé ma anche per gli altri, e questa è la cosa che mi ha fatto piacere, e quindi anche se non è arrivata la vittoria, a Rio siamo stati sfortunati. Negli ultimi mondiali abbiamo sfiorato un podio, agli europei abbiamo perso la medaglia d'oro per 1 centimetro, però devo dire che ho sempre avuto delle squadre dove la squadra c'è stata, dove c'è stato veramente un lavoro che mi ha dato la consapevolezza che il lavoro che era stato fatto bene. Si sente l'eredità di Alfredo Martini in queste parole. Sono stato azzurro 9 volte, ho partecipato a 9 campionati del mondo, ero l'uomo di fiducia, e la cosa che mi dava più felicità era essere considerato l'uomo di fiducia, o comunque un uomo di Alfredo Martini. Alfredo è stato un esempio, è stato un commissario tecnico che mi ha insegnato tanto, e ancora adesso quando faccio le squadre, quando mi accingo all'avvicinamento di un campionato del mondo, penso ai miei mondiali e soprattutto quello che Alfredo Martini faceva con noi e com'era il suo approccio ad un campionato del mondo. Amicizia, l'accusa più grande che viene fatta a Fabio Aru e Vincenzo Nibali: siete amici. Tutti li vogliono rivali, ma si può muovere una critica di questo tipo? Ma sì, perché alla fine tu sei un giornalista, e quindi tu riesci a scrivere meglio quando uno dice qualcosa contro l'altro, perché se sono amici fai anche fatica, no, a trovare argomenti per incendiare o comunque per rendere più interessante il tuo articolo. Ma invece sono 2 persone che si rispettano, sono 2 persone che si vogliono bene e sono stati anche compagni di squadra. Non mi dimenticherò mai alla fine dell'esperienza olimpica l'anno scorso a Rio, quando comunque Nibali aveva deciso di lasciare l'Astana, e Fabio Aru, eravamo solamente noi 3, disse: mi dispiace che l'anno prossimo non corriamo più insieme. Quindi per dirti, per la stima che c'era e c'è ancora nei confronti di questi 2 ragazzi. Quindi è naturale che non è che si facciano complimenti in corsa, no? Uno corre contro l'altro, però la cosa importante è che a volte ai giornalisti non piace, è che comunque c'è rispetto tra i 2 e uno non dirà mai qualcosa contro l'altro, però se possono si staccano. Ricordati che sei giornalista anche tu, come Vittorio Pozzo, giornalista. Ero, però appunto capisco, la sai, il bello della mia esperienza in questo mondo è che ho visto questo ambiente da tutti i punti di vista, prima da corridore, quindi in gruppo, sono stato professionista 15 anni, ho partecipato a 12 Giri d'Italia, 9 Tour de France, 9 campionati del mondo, poi per 18 anni sono stato giornalista, no? quindi sempre comunque con l'anima del ciclista, ma comunque frequentavo ed ero anche a volte costretto a prendere delle posizioni, non dico contro, ma comunque in contrapposizione all'idea del corridore. E adesso sono commissario tecnico e quindi riesco a mettere insieme, a mixare tutte queste esperienze, e mi portano tante volte a dire certe cose. Ecco, sicuramente il fatto che Aru e Nibali vadano d'accordo per il commissario tecnico è molto più positivo rispetto al giornalista, come dicevi, in previsione di un mondiale così duro come quello di Innsbruck. Quando andrete a Innsbruck? Ma guarda, probabilmente sì, ho già parlato con Vincenzo, ho già parlato con Fabio, e
probabilmente in primavera riusciremo a fare un salto, anche perché Innsbruck non è lontanissimo e quindi dopo la Sanremo e prima delle classiche riusciremo, penso, a trovare il tempo per andare a vedere questo percorso. Va bene, abbiamo parlato allora del corridore, giornalista, commissario tecnico. C'è un ruolo molto importante che non è un ruolo istituzionale nel ciclismo, ma che è un ruolo di affiancamento fondamentale. Allora io prego Antonella e Alessandro Aru di venire qui, di raggiungerci, perché loro rappresentano i genitori, in questo caso i genitori di Fabio Aru, genitori di un ciclista. Significa svolgere una mansione molto delicata, perché bisogna sostenere, ma magari bisognerebbe cercare di non essere troppo invadenti, di non usurpare un ruolo che non è quello genitoriale ma è riservato ad altre figure. Adesso, siccome Davide conosce Fabio molto bene, non soltanto come corridore ma come ragazzo, io lo voglio mettere in difficoltà e gli voglio chiedere di fare un complimento ai genitori di Fabio Aru e magari una tiratina d'orecchie in riferimento a pregi e difetti del ragazzo Fabio Aru. Ma sai, da quello che ho visto, i genitori di Fabio sono un po' come sono stati i miei genitori. Io sono romagnolo, arrivo dalla campagna, mio padre era un camionista, è morto 4 anni fa. E mio padre era una persona molto silenziosa, una passione smodata, una passione che poi mi ha trasmesso a me, perché se io sono poi diventato corridore è perché mio padre era un G-mondiano, mio padre mi portò a vedere un campionato del mondo nel 68, ma era talmente rispettoso nei confronti del mio lavoro e della mia passione che non si è mai intromesso, e a tal punto che tante volte, anche quando ero professionista, aveva quasi timore nel chiedermi come stava e andava da mia madre e diceva: chiede a Davide come sta. No, per dire, quindi, e questo penso che sia il genitore tipo, il genitore modello, che mi ha sempre dimostrato affetto, mi ha sempre dimostrato amore, ma non ha mai voluto oltrepassare quella funzione di genitore, non è mai stato un tecnico, non è mai stato un tifoso, è stato un padre modello che mi ha sempre lasciato fare le cose giuste e mi faceva sbagliare, perché alla fine nella vita si sbaglia, però è sempre stato da una parte. E mi sembra, conoscendo Fabio, ma soprattutto non conoscendo i genitori, perché questa è la cosa importante, che io ho avuto il piacere di conoscere i genitori di Fabio oggi e Fabio lo conosco da quando era dilettante, perché io ho sempre avuto un rapporto speciale e particolare con Fabio, ho sempre creduto in lui, nelle sue capacità, e con lui ho un rapporto veramente ottimo. E non ho mai conosciuto i genitori, vuol dire che hanno fatto i genitori nel modo giusto, cercando di dare affetto, dare tutto quello che serve ad un figlio, però lasciando al figlio tutto quello che serve a lui, e quindi penso che la capacità e la bravura dei genitori sia anche in questo, nel stare al loro posto e fare i genitori, punto e basta. E invece su che cos'è che... Penso, Su che cos'è che i genitori dovrebbero tirare anche le orecchie a Fabio invece? Anche perché appunto penso che appunto sia anche merito, non so se dalla madre o del padre. Mia madre mi ha sempre detto: tu fai quello che vuoi, vai in bicicletta, non me ne importa niente tu quello che fai, ma devi studiare, devi portarmi a casa il diploma. Io il diploma l'ho portato a casa, sono ragioniere, Fabio ha fatto il liceo classico e penso che anche questo sia stato un punto fermo, e quindi penso che anche in questo i genitori, mia madre assomigli alla mamma di Fabio, penso. Vabbè, non riusciamo a dire un difetto di Fabio. Difetto, io penso che il pregio e il difetto di Fabio sia che è sardo, no? E quindi nel senso che è un duraccio, un testone, un testardo, è uno che quando punta un obiettivo cerca di raggiungerlo, e tante volte diventa anche un difetto, perché tante volte bisogna essere un po' più maleabili, cercare di ottenere risultati anche quando la condizione non è ottimale. Fabio è uno che corre poco, che si allena tanto, è uno che quando appunto, come dicevo prima, quando punta un obiettivo cerca di raggiungerlo, e quando non lo raggiunge ci rimane male, no? Come è stato in quel Tour de France, quello dell'anno scorso, quando andò benissimo fino a 3 giorni, 4 giorni dalla fine, poi ebbe una giornata difficile, e questo lo segnava, perché non riusciva a capire il motivo per cui non era riuscito ad andare come lui voleva. Poi alla fine i motivi li ha trovati, e penso che i Giochi Olimpici per lui siano stati importanti, perché è stata una sorta di rivalsa, perché poi a Rio è stato molto bravo per sé ma soprattutto per la squadra, e quindi no, è un perfezionista, è un testone, un
un testardo, che alla fine è importante perché nel ciclismo, in uno sport di fatica, queste caratteristiche ti danno la possibilità di arrivare, ma tante volte, no, ti pongono dei problemi che sono di difficile soluzione. Allora, a conferma di quello che ha detto Davide, è mai capitato che Fabio vi abbia parlato del commissario tecnico di Davide Cassani? Allora, no, non è che non si può dire. Quando mi chiedono ma Fabio cambia squadra, ma Fabio cosa fa? E io rispondo, ma mi credi che io con Fabio non parlo mai di ciclismo? Perché io lo sento quotidianamente, se non per telefono, ma un messaggino, ci sentiamo, io gli chiedo: tesoro mio, stai bene? Come va? Noi non parliamo di ciclismo. Lui adesso non so se verrà per Natale o per Capodanno, comunque un salto lo farà e parliamo, a me importa che lui stia bene, parliamo d'altro, quello è il suo lavoro. Innanzitutto ringrazio il commissario, davvero ci siamo incrociati migliaia di volte a tutte le gare, però mi fa piacere abbia notato che noi comunque stiamo al nostro posto. È un complimento che mi fa sempre anche Olivano Locatelli. Fabio forse è stato uno dei pochi dilettanti che ha trascorso tutti gli anni in una stessa squadra, nonostante ci fossero tante squadre che gli facevano la corte, perché comunque come atleta, però lui è stato lì, nel bene e nel male, ha sofferto e riconosce nella squadra che ha praticato da dilettante quello che gli è stato dato, perché poi Fabio è cresciuto tanto lì, è diventato atleta, però è diventato anche uomo, perché ha sofferto tanto. E anche Olivano mi riconosce sempre questo, me lo dice sempre: voi siete stati i genitori. È vero, è importante. Adesso Fabio ha una sua squadra di piccoli atleti, la sua accademia, e spesso mi capita di andare alle gare giovanili. Non mi piace dare consigli, non penso di essere in grado assolutamente di dare consigli, però spesso vedo troppo accanimento, troppo la ricerca del risultato. Lasciate che i bambini si divertano. Fabio fece la sua prima gara a 16 anni, 15 anni a Santa Maria di Zurrari, di qui. Erano 18 e è arrivato 18esimo. Il mio grido è stato: bravissimo amore mio, bravo. Poi fece una gara a Villacidro, arrivò dopo 2 ore, io minacciai mio marito, perché no, è vero, minacciai mio marito, gli ho detto: dov'è il bambino? Ma si è perso. Questo aveva smarrito, proprio non aveva gonfia ripara, non aveva... Però lui è arrivato dopo 2 ore e mezza e io gli ho detto: bravissimo Fabio. Qualsiasi sia stato il suo risultato, io ero sempre lì a dirgli che era stato bravo. Vedo crescere bambini con ansia da prestazione, non lo dico solo come mamma di un atleta, lo dico come insegnante. Lasciate i bambini sereni, lasciate che i bambini si divertano, è da lì che arriva il risultato. Probabilmente è una cosa che dico spesso: Fabio è arrivato perché noi non ci abbiamo mai pensato, mai. Da dilettante gli ultimi anni, quando vinceva il secondo Val d'Aosta, io ero sempre in incognito dietro e mi ricordo la tappa di Tavagnasco. Tavagnasco non era raggiungibile in macchina, quindi il comune aveva messo a disposizione un bus navetta. Quindi noi tifosi, mamma e zii, saliamo su questo bus navetta che era pieno di tanti tifosi. Io ero seduta lì con mio marito e sentivo quindi le chiacchiere degli altri, tutti parlavano: ma oggi arriverà Roma, e poi le voci: vinse Fabio, Tavagnasco vinse Fabio, e sentivo: ma se non passa professionismo Aru, chi passa professionismo quest'anno? Io rimasi così, io nonostante Fabio si stava vincendo il secondo Val d'Aosta e comunque tutti ne parlavano, ma io sinceramente non ci pensavo. Probabilmente è arrivato perché, non lo so, C'è un altro aspetto di Fabio che sono sicuro Davide conosca molto bene, ed è il modo di essere così esigente, prima di tutto con se stesso. Ne parlava prima il commissario tecnico, poi naturalmente coi propri compagni, coi propri gregari. Allora noi abbiamo qui il suo primo gregario di quando Fabio ha cominciato con la mountain bike, colui che lo accompagnava negli allenamenti, il padre Alessandro. È giusto, no?
Allora, perché se non ricordo male, la storia è che all'inizio Alessandro disse a Fabio: dai, vieni che andiamo a fare un giro in bicicletta. Poi quello si divertiva e diventò un obbligo e non c'era modo di scansare questo obbligo di accompagnare, è così? Sì, sì, è così. Le prime volte siamo usciti assieme, insomma, così per gioco. Ma Fabio ha giocato tanti anni a tennis, perché io sono appassionato di tennis. Io volevo che, insomma, imparasse a giocare a tennis, però un giorno, cioè all'improvviso, così, cioè, si è appassionato così al ciclismo, alla bicicletta. E abbiamo fatto le prime uscite domenicali assieme, poi piano piano sempre più frequenti, ecco. C'è una cosa che magari vedendo in televisione, ascoltando un'intervista, vedendo delle immagini adesso del ciclismo professionistico, voi vedete, ecco, guarda, faceva la stessa cosa quando aveva 10 anni, quando aveva 12 anni, vi capita? Sì, sì, quando fa quei rilanci in salita, sì, come quando era ragazzino, ecco. Beh, quelli li faceva anche nelle salite in paese, molte volte è andato giù proprio, è caduto dalla bicicletta. Io penso che l'esempio di Fabio sia emblematico. Noi nel ciclismo parliamo di multidisciplinarietà, no? E Fabio è arrivato dal tennis e poi ha cominciato ha fatto il calcio, poi ha cominciato con il ciclocross, è venuto a Bologna, no? Dove ha trovato una prima famiglia che l'ha aiutato in questa nuova attività, e poi è approdato al ciclismo su strada a 18 anni da juniores. Io ho cominciato a correre da allievo a 14 anni perché mio padre prima non mi comprava la bicicletta e quindi ho dovuto aspettare, e per aspettare la bicicletta mi sono dato al calcio, mi sono dato all'atletica, quindi ho fatto tante cose. E quindi è questo l'importante: i bambini, soprattutto i giovanissimi, devono fare più sport, poi se hanno la passione per la bicicletta benissimo, ma è giusto che facciano altre attività. Io anche da allievo d'inverno andavo a giocare a pallone e tra l'altro quando ero allievo e quando i miei andavano in vacanza mi facevano lasciare la bici a casa, e quindi ho sempre avuto questa voglia di andare in bicicletta. Quando me la toglievano ci stavo quasi male, ma questa voglia è rimasta intatta negli anni. Ancora adesso a 57 anni ho ancora la voglia di andare in bicicletta, e oggi purtroppo non riesco ad andare perché appunto è meglio che sia qui, perché alla fine è molto più importante essere qui. Ma per dire, no, lasciamo, come hanno detto i genitori di Fabio, lasciamo giocare i nostri ragazzini e le nostre ragazzine. Tra i giovanissimi devono imparare, vincere non conta assolutamente niente, devono imparare le regole, imparare a stare in gruppo, imparare a fare una volata. Se vincono bene, ma se non vincono non cambia niente, e quindi questa è la cosa importante, perché se poi li lasciamo crescere nel migliore dei modi senza nessuna pressione, no, possono, secondo me, avere la possibilità di crescere nel modo giusto, e poi quando avranno 16, 17, 18 anni, allora a quel punto si riuscirà a capire cosa potranno fare. Allora, io ringrazio Alessandro e Antonella, e volevo chiudere questa parentesi perché se no andiamo troppo lunghi, chiedendo a Stefano De Sì se può avvicinarsi un attimo per una domanda che ritengo sia centrale in tutto il discorso che abbiamo fatto applicato al movimento ciclistico sardo, e quindi chiedo a Stefano De Sì in che modo questo straordinario esempio che noi abbiamo, questa straordinaria avventura che stiamo vivendo, che quest'anno ha portato la Sardegna ad avere una maglia tricolore dei professionisti, ad indossare una maglia gialla, in che modo il ciclismo, il movimento ciclistico sardo e la Federciclismo che tu dirigi può sfruttare questa scia, questo grande traino di Fabio Aru, perché il ciclismo non può essere un solo corridore, ma può utilizzare questo grande momento per crescere. Ma guardate, le cose principali, le cose basilari credo siano state dette, parole sante da parte di Davide Cassani, ma veramente grazie Alessandro e Antonella, perché oggi di fronte a tanti genitori avete espresso quelli che io ritengo essere i concetti, i fondamenti dell'attività che deve accompagnare i giovani, i bambini a crescere in un percorso sano e che rispetti tutte quelle che sono le fasi di crescita. Carlo, ti dico che quello che penso che possa fare una federazione, migliorare il valore tecnico, la qualità dei dirigenti, ma in particolare degli allenatori, tecnici di ciclismo, attraverso la formazione, attraverso
la conoscenza, l'applicazione e il credere veramente nei valori della multidisciplina, della poca pressione che Davide e i genitori di Fabio prima hanno citato. Questa credo sia la chiave di lettura. Chiaramente da parte nostra cercheremo di accompagnare i giovani meritevoli il più possibile, risorse economiche permettendo, a quelle che sono le competizioni. Prima il Presidente onorario citava la necessità di confronto. È chiaro, il ciclismo, ma tutti gli sport hanno necessità di un confronto. Ci confrontiamo e cresciamo. Se ci chiudiamo in noi stessi, allora non riusciamo ad evolverci. La Sardegna da questo punto di vista ha delle complicazioni, perché il mare è una bellissima cosa da una parte e dall'altra ci penalizza. Quindi formazione, accompagnare le società in questo percorso di crescita, maggiore strutturazione delle società, qualità dei tecnici, ma soprattutto mi rivolgo anche io ai genitori: lasciate vivere ai vostri figli le proprie emozioni liberamente, senza pressioni, senza voler andare a cercare i risultati. Questa è la cosa fondamentale. In un ambiente, in un contesto di questo tipo, chi ha talento può emergere. Però ricordatevi che la vittoria nello sport non è soltanto colui che arriva al professionismo, è magari quello che, come Davide Cassani, a 57 anni ancora ha voglia di andare in bicicletta. La sconfitta è quando un ragazzo a 17-18 anni dice no, basta, perché magari non ho trovato la squadra che mi porta a fare il dilettante. No, ecco, questa è una sconfitta per la società, per il tecnico, ma è una sconfitta per tutto il movimento. Non dobbiamo solo pensare al risultato, pensiamo all'amore, a voler fare lo sport, perché quello sport ci piace farlo. Bene, io vorrei aggiungere una cosa, proprio perché se sono qui c'è un motivo, no? Perché alla fine comunque, come è già stato detto, c'è un bel movimento, quinta regione per quanto riguarda i tesserati di giovanissimi. Non è più una regione Cenerentola, è una regione di riferimento. Se tra l'altro in ambito professionistico abbiamo due corridori che lottano per le grandi corse a tappe, uno arriva dalla Sardegna e uno arriva dalla Sicilia. E questo vuol dire che il ciclismo non è solamente Veneto, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna o Trentino. Il ciclismo arriva anche e adesso soprattutto da queste regioni, e quindi alla fine dobbiamo cercare di essere vicini a queste regioni, dobbiamo tutti darci da fare, dal presidente in giù con i tecnici, cercare di fare una buona attività, cercare di assecondare i giovanissimi, cercare di organizzare loro delle corse che non sono delle corse ma sono delle giornate dedicate alla bicicletta, che sono delle giornate di festa, perché io vedo quando ci sono le corse, quelle giuste dei giovanissimi, dove i bambini hanno un pallone che giocano, danno due calci nel pallone prima della corsa e poi si mettono lì a mangiare e bere con i genitori, perché alla fine diventa una giornata bella. Poi i tecnici devono essere in grado, quando questi ragazzi hanno 16-17 anni, quando cominciano ad essere allievi, vedere che se c'è qualcuno che merita, allora a quel punto la federazione qua è vicina e cerchiamo di fare qualcosa per questi talenti o possibili talenti, per cercare di farli crescere nel migliore dei modi. È molto difficile in Sardegna, perché alla fine è comunque importante il confronto, ma parlavo prima con Carlo Alberto, il corridore sardo non deve pensare all'ordine di arrivo, al piazzamento, sono il primo, il secondo e il terzo dei sardi. Non è più così. I sardi adesso, appunto, per il movimento che c'è, hanno le possibilità di diventare dei grandi campioni, come lo è diventato Fabio e come possono diventarli tanti. Io mi ricordo tra l'altro Emiliano Murtas che vinse un campionato italiano, avete parlato di Stefano Usai, ci sono stati dei corridori che sono stati bravi, ma secondo me col fatto di avere un ambasciatore come Fabio Aru è molto importante per una regione come la Sardegna, anche perché Fabio Aru è attaccatissimo alla regione, lo dimostra il fatto che la bandiera ce l'ha sempre dappertutto e la porta sempre con sé, perché lui è orgoglioso di essere sardo, e penso che questo sia una cosa molto importante per questa regione, ed è proprio il momento giusto per dare la possibilità a questa Sardegna e ai ragazzini della Sardegna di poter avere una possibilità di diventare dei campioni. Se non lo diventano va bene lo stesso, perché alla fine lo sport, e soprattutto uno sport di fatica come il ciclismo, è un insegnamento per i ragazzini, però penso che appunto sia il momento giusto per
vedere tutti questi giovanissimi correre, organizzare delle corse, ce ne sono tante, e quando cominciano a essere allievi, noi come federazione con i tecnici della regione possiamo fare qualcosa per dare la possibilità a questi giovani di fare quel salto in più e sperare che possano diventare come Fabio Aro o chissà anche meglio, anche se non è facile. Grazie a Davide Cassani. Allora, grazie allora a Davide Cassani, a Carlo Alberto, al presidente Stefano Dessì. Riassumo dunque su Aru: semplicità, passione, testardaggine, che va letta come perseveranza. Chissà che non siano i contenuti di un libro, perché tra l'altro il CT Cassani, tra le sue esperienze neanche quella di penna, le grandi salite del ciclismo, magari potrebbe essere un personaggio di un libro, Fabio Aru, magari in futuro. E allora iniziamo, direi, con quello che è la centralità della nostra premiazione, con i campioni sardi. Chiedo anche in regia di regalarci quelli che sono i contenuti musicali, perché iniziamo come di consueto con premiare le società. Lo facciamo andando proprio per numero di titoli che sono stati conquistati dalle società, e allora inizierei con chi ha conquistato 6 titoli nel panorama regionale nel 2017. Chiamerei qui giù la ASD Ricambi 2000 di Quartu Sant'Elena. E ricordiamo Andrea Pillai, campione regionale Master 1 nel ciclocross e nel fondo, tra l'altro anche un autentico protagonista nel Giro delle Miniere 2017, ma anche Luca Santamaria, Simone Seguro e Walter Ucheddu. Luca Santamaria campione regionale Master 3 cronometro individuale strada, Simone Seguro fondo nella categoria Master 4 e Walter Ucheddu cronometro individuale nella categoria Master 4. Premia il sindaco di Terralba, dottor Sandro Pili. Eccola qua, ASD Ricambio 2000 di Quartu Sant'Elena, ben 6 titoli conquistati nella stagione 2017. Consegna dei diplomi. Allora, grazie. Ancora l'SD Ricambio 2000, con 5 titoli conquistati abbiamo un ex equo, abbiamo praticamente 3 società, e allora inizierei dalla Mountain Bike Sennori. Premia anche in questo caso il sindaco di Terralba, che pregherei di rimanere ancora. Antonio Piga, campione regionale ciclocross e strada nella categoria juniores, quindi entriamo nelle categorie di grandissimo agonismo. Daniele Idini, campione regionale ciclocross Master 3, Giorgio Sara, anche lui campione del ciclocross categoria Master 6+, e Pietro Simula, anche lui ciclocross categoria Master 4, la Mountain Bike Sennori ASD. Bene, eccoci qua. Ancora con 5 titoli Mountain Bike Piscina Irgas. Premia il vicepresidente del comitato regionale della Federciclismo Massimo Montigi. I campioni regionali sono Alessio Zuddas nel ciclocross allievi primo anno, Andrea Tocco. Elite Sport Ciclocross Samuele Carta nel cross country allievi di primo anno, Gianluca Pontis cross country allievi secondo anno e Federico Pero
cross country categoria juniores, 5 titoli per la mountain bike piscina Irgas. Bravi davvero, grazie. Chiude il trittico della società che hanno conquistato 5 titoli nel 2017, la società ciclistica L'Oleandro di Budoni. Premia ancora il vicepresidente del comitato regionale Massimo Montici. I campioni sono Christophe Nicolas Masserei, cronometro individuale e montagna categoria Master 5, cronometro invece Laura Multineddu, campione regionale nella cronometro individuale e nella strada donne amatori e montagna Master Woman 2. Quota 4 titoli, abbiamo anche in questo caso 3 società. E allora Architano Mountain Bike Club premia Gianfranco Mucelli, consigliere Federciclismo. Alice Faedda, campione regionale cross country donne allieve. Franco Tolu, campione regionale cross country Master 4. Mirko Melis nel fondo e nella marathon Master 3 premia Gianfranco Mucelli, consigliere Federciclismo. Grazie. Allora andiamo adesso alla società ciclistica Monteponi. Bruno Maccioccu nel fondo, categoria Master 8, premia ancora Gianfranco Mucelli, consigliere della Federciclismo. Dicevo, società ciclistica Monteponi, Bruno Maccioccu, ma anche Andrea Vinci, montagna Master 1 e Matteo Magia, campione regionale nel fondo Elite Sport. Matteo Magia che tanto tra l'altro è stato autentico protagonista nel Giro delle Miniere con la conquista, pensate, del titolo di campione italiano Gran Fondo Master. Ricordate la grande manifestazione dei primissimi giorni di giugno del 2017 organizzata dalla SC Monteponi, che raccoglie non c'è nessuno. Bene, allora direi andiamo avanti, ancora quota 4 titoli, la Bike World Team. Alberto Olla, campione regionale Marathon Master 1, premia il presidente onorario della Federciclismo regionale Salvatore Meloni. Alberto Marion Rockle del cross country donne amatori. Mauro Vacca, campione regionale fondo categoria Master 2. Vittorio Serra, campione regionale Marathon categoria Master 7. 4 titoli dunque anche per la società Bike World Team. Allora, prima ho detto una inesattezza, in realtà sono 5 le società che hanno chiuso a quota 4 titoli. Allora chiamiamo anche per essere premiati il gruppo sportivo Cycling Team di Gallura. Premia ancora il presidente onorario Salvatore Meloni. Giovanni Battista Muretti, campione regionale montagna Master 3. Jai Cudoni, campione cronometro individuale juniores. Mario Spano, campione regionale strada categoria Elite Sport. E Roberto Mura, campione regionale strada categoria Master 2. Quindi 4 titoli anche per il gruppo sportivo Cycling Team di Gallura.
Allora, a chiudere questa prima parte di premiati un'altra società, quota 4 titoli, la Bike World Team. Premia ancora il presidente onorario della Fede di Ciclismo Salvatore Meloni, Alberto Olla, campione regionale marathon categoria Master 1. Andrea Marion, l'abbiamo già detto, chiedo scusa ovviamente, era il gruppo sportivo Zema Olbia Tempio. Chiedo scusa, Emiliano Musselli, campione regionale downhill, Master 1 e 2, ancora scusate, Niccolò Addis, campione regionale downhill nella categoria allievi, Riccardo Senes, ancora una volta nel downhill categoria esordienti e sempre nel downhill, campione regionale Samuele Serra nella categoria Elite Sport. Queste dunque le 5 società che hanno chiuso a quota 4 titoli. Allora, 2017 come detto caratterizzato anche da risultati di grande rilievo in campo nazionale, di Fabio Aru l'abbiamo detto, campione italiano su strada professionisti, Giovanni Ackenza, campione italiano cronometro and bike nella categoria MH4 e anche medaglia d'argento su strada, Rita Cuccuru, medaglia d'argento su strada nella categoria VH3, ancora medaglia d'argento cronometro. Abbiamo invece presente Walter Ucheddu, che chiederei di raggiungerci, campione mondiale trapiantati cronometro individuale, un'impresa praticamente costruita in 2 giorni, perché è anche campione mondiale trapiantati su strada. E allora, in attesa di ricevere il premio, ti strapperei giusto 2 considerazioni anche a beneficio di quella che è la diretta streaming. Allora, dicevo, un'impresa in 2 giorni, un'impresa peraltro caratterizzata da gare profondamente diverse l'una dall'altra. Sì, diciamo che al mattino abbiamo fatto la 5 km cronometro individuale su un circuito, diciamo, avvallonato, non per le mie distanze, perché comunque uscivo da un record dell'ora su pista per trapiantati, 5 km ho dovuto farne 30 per riscaldarmi. E ho detto, ho fatto una prova pessima perché ho visto conta chilometri, 43 di media su 5 km e niente, poi alla fine sempre arrivavano e ho fatto il primo assoluto di tutte le categorie. Poi il pomeriggio abbiamo fatto la 20 km a squadra in 3 e siamo arrivati terzi, perché logicamente fare una cronometro così di punto in bianco in 3 senza conoscerci comunque è stata dura. Comunque un terzo posto non è poco. E l'indomani mattina alle 10 è partita la gara su strada su 30 km sullo stesso percorso della cronometro, con 2 curve. Diciamo, io ho il vantaggio di aver fatto per tantissimi anni il ciclocross, quindi ho staccato i freni, diciamo, ho vinto merito dell'ultima curva, che mi ha permesso di arrivare con 20 metri di vantaggio prima di tutti alla curva, quindi ho fatto la volata non essendo anche un velocista e mi sono trovato mani alzate a 20 metri dal secondo. Diciamo, questo è un risultato non solo sportivo, ma merito anche del trapianto e del donatore d'organo, ecco. E poi meritatissimo applauso, recordman dell'ora, dove nell'impresa è quella di battere se stesso, perché anche penso dal punto di vista mentale sia diverso provare a fare meglio di un altro, è molto più difficile migliorare se stessi. Sì, diciamo il nostro primo tentativo di record dell'ora era da dializzato nel 2015 e non essendoci nessun dializzato che aveva avuto, diciamo, la testardaggine, perché già fare attività agonistica da dializzato è da pazzi, da suona, ma un ciclista è suonato, e quindi abbiamo fatto un record dell'ora anche in merito dell'ASE senza un velodromo, perché logicamente in Sardegna abbiamo la mancanza di un velodromo, sarebbe bello averlo nuovamente come era ai tempi addietro. Io mi sono allenato su strada, ma allenare un record dell'ora su pista con una bici da cronometro, pignone fisso, fatto su strada, è come chiedere alla Pellegrini di allenarsi per fare il nuoto correndo a piedi. La cosa è la stessa. Quindi il secondo tentativo fatto nel 2017, quindi a maggio di quest'anno, non era per battere Walter Ucheddu da dializzata, era per far capire che dopo il trapianto non ci si deve soffermare e dire ok, ho avuto un premio, una donazione non indifferente, ho voluto dimostrare che il trapiantato è più forte di un dializzato, ecco, a prescindere. Allora, complimenti a Walter Ucheddu. Chiamerei qua Giuseppe Cano perché c'è un annuncio importante da fare per quello che sarà l'anno 2018. Io ricordo tra l'altro 5 atleti sardi, se non sbaglio, ai campionati mondiali per trapiantati. Lascio fare a lei, presidente della nazionale trapiantati dializzati, l'annuncio per il 2018. Buongiorno a tutti, è un piacere
essere qui con voi e rappresentare la nazionale italiana dializzati e trapiantati, con Walter che, come ha raccontato, ha avuto una maratona di successi sia da dializzato e da trapiantato. Abbiamo fatto la prima il campionato italiano a Leno, poi abbiamo fatto Zagabria, è diventato medaglia d'oro, in Polonia è diventato ancora medaglia d'oro, in Finlandia l'anno scorso è medaglia d'argento e invece a Malaga per i campionati mondiali medaglia d'oro. Quindi il nostro rappresentante di dializzati e trapiantati per la Sardegna e per l'Italia, Walter Ucchedu, un applauso perché veramente lo merita per tutti i sacrifici che ha fatto. Io rappresento la nazionale italiana, ma sono all'interno del Comitato Europeo per i Giochi che si svolgono ogni 2 anni. E ogni anno che si finisce la manifestazione si fa la scelta della nuova nazione che accoglierà i campionati europei. Io in Finlandia mi sono proposto come Italia, c'era la Grecia che anche loro si sono proposti, però poi naturalmente pian pianino tutti quanti hanno detto l'Italia, ma l'Italia, andiamo in Italia, beh, andiamo. E allora la Grecia timidamente si è ritirata e noi siamo rimasti gli organizzatori per quanto riguarda gli europei in Italia. Non solo, ma ci hanno dato anche la possibilità di farli a Cagliari. Quindi nel 2018 arriveranno a giugno, la terza settimana di giugno, e c'è la disciplina del ciclismo. Ci sono 19 discipline, arriveranno circa 550 atleti a Cagliari e quindi abbiamo il piacere e l'onore di portare in Sardegna, a Cagliari, questa manifestazione importante che è un evento straordinario, e io veramente sono orgoglioso di avere una squadra italiana che in questi anni ha portato tutte le volte, stranamente tutte le volte che siamo andati a fare i campionati abbiamo portato a casa 30 medaglie, 9 sempre d'oro, 11 d'argento e 10 di bronzo. Però veramente sono ammirevoli perché loro, nella condizione della loro salute che hanno attraversato, sono riusciti e stanno trasmettendo a tutti coloro che fanno la dialisi e il trapianto: vieni con noi che la vita non finisce. Grazie. Grazie davvero, complimenti, ricordiamo la data, dal 17 al 24 giugno a Cagliari, i campionati europei per trapiantati e dializzati. Continuiamo a premiare perché vanno premiati anche Stefano Caredda, medaglia di bronzo ancora nel campionato mondiale trapiantati cronometro a squadre, ed Ermanno Manenti, medaglia di bronzo nel campionato mondiale trapiantati cronometro a squadre. Andiamo adesso al campionato italiano della montagna, categoria Elite Sport. Il campione italiano è lui, Andrea Pisanu. Eccolo qua, Andrea Pisano, vediamo se sbaglio, io ricordo un titolo della Nuova Sardegna che citava lo scalatore più forte d'Italia, i Tirese, ricorderai anche tu quell'articolo, però era stato un articolo un po' d'effetto. Una carriera iniziata nel 2015 con l'Ursinia di Usini, poi lì sempre piazzamenti nei primi 10, c'è chi dice che una delle gare chiave della tua carriera sia stata una vittoria a Serramanna. Sì, la prima non era adatta alle mie caratteristiche, però ci ho provato e anche lì è andata bene, quindi me la porto a casa. Ti rubo giusto una battuta anche per essere un po' snelli, perché abbiamo davvero tanti campioni da premiare. Un modo di gareggiare che viene considerato un po' di vecchio stampo, no? Sempre l'attacco. Sì, ma noi tra l'altro siamo anche amatori, quindi andiamo a divertirci, a fare un po' di bagarre, quindi... E poi comunque è una cosa che paga, perché poi le vittorie arrivano e ce le portiamo a casa ugualmente. Va bene, grazie, davvero complimenti. Andrea Pisanu, eccolo qua, no, vieni Andrea, vieni a ritirare il meritato premio. Premia Andrea Pisanu il presidente del Comitato Paralimpico Paolo Potighe. Eccolo qua.
Presidente, rimanga qua perché c'è da premiare anche Matteo Magia, campione italiano Gran Fondo Master, categoria Elite Sport. Abbiamo Andrea Magia. No? E allora riceverà il premio. Chiamiamo il campione italiano Gran Fondo Master, categoria Master 1, Andrea Pillai. Abbiamo Andrea Pillai. Premia ancora il presidente Paolo Podica e Giovanni Battista Muretti, campione italiano Gran Fondo Master, categoria Master 3, eccolo qui. Premia il presidente del comitato regionale Stefano Dessì. Al segretario della Fede Ciclismo Regionale di Sardegna Marco Cocco chiederei invece di premiare Christophe Nicolas Masserei, campione italiano Gran Fondo Master, categoria Master 5. Segretario stia qua perché c'è da premiare anche Cristiano Carcangiu, vice campione italiano cronometro individuale, categoria Master 1. E poi ancora Laura Multineddu, vice campione italiano di Gran Fondo Donne Ciclo Amatori, Andrea Pisano, vice campione italiano di Gran Fondo Elite Sport, venite tutti, Antonello Praolini, vice campione italiano di Gran Fondo, categoria Master 1, Andrea Lovicu, vice campione italiano di Gran Fondo, categoria Master 2. Allora promettiamo che arriverà anche. Chiedo, prego. Allora, su alcuni possiamo... Intanto continuo a chiamare allora, Andrea Lovicu. Sì, Andrea Lovicu. Allora, su alcuni di voi devo chiedere scusa a nome della federazione, l'ufficio benemerenze purtroppo... anche gli impiegati sbagliano, ha dimenticato di inviarci, non ha inviato i vostri diplomi, arriveranno, appena arrivano li consegneremo, è stato un errore dell'ufficio, me ne scuso, purtroppo la faccia è quella del presidente, è ancora scusa ma ancora complimenti, vi daremo il diploma non appena arriveranno gli attestati da Roma, perché quelli non li facciamo noi, ve li consegneremo, grazie. Però chiamiamo comunque Milko Melis, vice campione italiano di Gran Fondo, categoria Master 3, Massimiliano Cadelano, vice campione italiano di Gran Fondo Master 5, Pasqualino Piras, categoria Master 7, Antonio Marongiu, medaglia di bronzo del campionato italiano di Gran Fondo, categoria Elite Sport, Alberto Olla, categoria Master 1, anche lui medaglia di bronzo, Omar Vargiu, bronzo nel campionato italiano di Gran Fondo, categoria Master 2, Maurizio Cherchi, medaglia di bronzo, campionato italiano Master 3 di Gran Fondo, e Simone Seguro, anche lui medaglia di bronzo nel campionato italiano di Gran Fondo, categoria Master 4. Non c'è nessuno di questi? E allora... E allora torniamo ad accendere un focus sui campioni regionali, proseguiamo con le società che hanno conquistato i titoli. Ce n'è un'altra che ha quota 4 titoli in effetti ed è la ASD Il Fornaio Azzori. I campioni sono Marco Azzori, campione regionale strada categoria Master 6, Pasqualino Piras che ha fatto man bassa di 3 titoli nella categoria strada, montagna e cronometro individuale Master 7. Premia Pietro Paolo Corriar del Fedeciclismo Oristano. Andiamo avanti? Bene.
Allora, a quota 3 titoli, la società Area Bike Racing Team di Olbia, Gianluca Spano, campione regionale Downhill Juniores, Igor Palomba, campione regionale Downhill Open, e Mario Gasparoli, campione regionale Downhill Master 4, premia anche in questa occasione Pietro Paolo Corrier della Fedeciclismo regionale, Oristano. Ancora quota 3 titoli, Società Ciclistica Cagliari, Luca Piga, campione regionale Cross Country Master 3, Salvatore D'Urso, Cross Country Master 7 e Renato Pani, campione regionale Marathon, categoria Master 6, premia Luca Medda, presidente Federciclismo Cagliari, che non c'è. Allora io chiederei al vicepresidente del comitato regionale Massimo Montici di premiare per questi 3 titoli della Società Ciclistica Cagliari. A quota 3 titoli, altre 3 società. La Società Ciclistica Fausto Coppi 72, i campioni sono Lorenzo Nocco, ciclocross allievi di secondo anno e cronometro individuale categoria allievi, Federico Marceddu, campione regionale strade, esordienti di secondo anno, premia ancora il vicepresidente del comitato regionale Massimo Montici, Società Ciclistica Fausto Coppi 72. Sempre a quota 3, Società Ciclistica Logudoro, e qui un solo campione regionale per 3 gare, cronometro individuale, fondo e montagna, categoria Master 6, lui è Mario Giuseppe Fundoni, premia Giuseppe Attene, tecnico regionale Federciclismo, eccolo qua. E chiederei a Giuseppe Attene di stare qui perché ci c'è da premiare anche il Velo Club di San Roque, Gabriele Porcu, campione regionale di ciclocross, esordienti di primo anno, Nicola Porcu, campione regionale nel cross country ed esordienti di secondo anno. Questi campioni regionali della Velo Club San Roque. Grazie. A quota 2 titoli l'Alghero Bike SD, Stefano Piras, campione regionale cross country e marathon nella categoria Master 2, premia Gabriele Schintu, delegato provinciale Coni Oristano. Andato via. Allora chiamiamo Carlo Spano a premiare, direttore sportivo. Di corsa, mi perdoni. Stia qui Spano, che premiamo anche la Bike Team de Murtas Nuoro, il campione Andrea Lovicu, campione regionale ciclocross e montagna Master 2, premia ancora direttore di corsa.
2 titoli anche per il gruppo sportivo Runner, il campione Matteo Azzeni, ciclocross e cross country open, premia Ercole Faedda del settore mountain bike regionale. Matteo Azzeni, gruppo sportivo Runner. Ancora 2 titoli per la società ciclistica Ozierese, Stefania Porcu, campione regionale strada e cronometro individuale, donne allieve, premia ancora Ercole Faedda, settore mountain bike regionale. Ancora quota 2 titoli la ASD Savida Noa 2008, il campione Massimiliano Cadelano, campione regionale ciclocross e fondo, categoria Master 5, premia Giovanni Maria Deiana della Federciclismo Sassari. Per la SD Sinai Mountain Bike, stia qua che premiamo anche la Sinai Mountain Bike, Giorgio Lecca, campione regionale Marathon Master 4, e Giorgio Azzeri, campione regionale Marathon Master 5, premia ancora Giovanni Maria Deiana, Federciclismo Sassari, Sinai Mountain Bike. Le chiediamo ancora di stare qui perché premiamo anche la Taxus Bacata Mountain Bike. Mirko Pani ha vinto sia il campionato regionale strada esordienti di primo anno che quello cross country. Taxus Bacata, eccolo qua, premia Giovanni Maria Deiana, Federciclismo Sassari. Ancora 2 titoli per la società Tecnobike SD, Antonio Marongiu, cronometro individuale, categoria Elite Sport, Enrico Picciao, campione regionale montagna Master 4, premia Sebastiano Sassu, settore cicloturismo. Non c'è? Allora andiamo avanti, andiamo alle società che hanno conquistato un titolo. La Ciclo Club Antonio Manca, Andrea Pisanu, campione regionale montagna Elite Sport. Eccolo qui. Premia Sebastiano Sassu, settore cicloturismo. Ancora un titolo per Mountain Bike Club Progetto Sport, Andrea Sanna, campione regionale cross country, donne esordienti, premia anche in questa occasione Sebastiano Sassu. Andiamo avanti, direi Andrea Sanna non c'è, e allora Extreme Bike SD Enrico Picciao, campione regionale strada categoria Master 1. Premia ancora Sebastiano Sasso, settore cicloturismo, Extreme Bike, Enrico Picciao. Mi è sembrato di averlo visto? No? E allora andiamo avanti. Gruppo sportivo Fancello Cicli Terranova, Alessandro Fancello, campione regionale strada, Master 4. Premia Elisa Marras, responsabile commissione giudici. Eccolo qua, Alessandro Fancello.
Chiederei a Elisa Marras di rimanere qua perché premiamo anche il gruppo sportivo Pedale Siniscolese. Emanuele Farris, campione regionale strada, categoria allievi. Gruppo sportivo Royal Bike Sassari, Leonardo Bitau, campione regionale cross country, categoria Master 6. Premia Roberto Cao per il ciclismo Nuoro, che no, non c'è, allora chiederei al... Andiamo avanti direi. La Ciclo Bottega SD Adriano Testone, campione regionale del downhill, categoria Master 3. E ancora con un titolo la Montreal Bike SD Stefano Pani, campione regionale cross country, categoria Master 5. Eccolo qua. No, non c'è. Società ciclistica Pattada, Martina Arcadu, campione regionale strada, categoria donne esordienti primo anno. Premia il presidente del comitato regionale Stefano Dessì. E allora, ancora un titolo per la Smeralda Bike Arzachena, Letterio Logalbo, campione regionale montagna, categoria Master 8. Per il team ciclismo Sassari, Giovanni Antonio Mannu, campione regionale cross country, categoria Master 1. Premia il presidente onorario Salvatore Meloni. E ancora Ursinia SD, Giuseppe De Montis, campione regionale categoria strada, nella categoria Master 5. E qui chiederei di premiare i genitori di Fabio Aru, in questo caso un'occasione, non c'è però niente, quindi va bene così. Bene, arriviamo allora ancora alla Villa Cido Triathlon ASD, Giulia Sau, campione regionale categoria donne esordienti, ciclocross. Eccola qui, adesso sì, vi chiederei se possibile al papà di Fabio Aru il premio per Giulia Saiu. Grazie. Allora siamo arrivati a un riconoscimento sempre molto importante nella festa del ciclismo sardo, una vita per il ciclismo, 40 anni di attività, Salvatore Angelo Atene. Sì, assolutamente sì. Responsabile della struttura tecnica regionale, selezionatore, praticamente anche a beneficio della diretta streaming, è uno di quelli che ha accompagnato nelle prime volte Aru nelle sue evoluzioni regionali. Anche sì, abbiamo fatto tutto il piano del sud, che sono state le prime gare che ha fatto interregionali. Le chiedo quali erano le sensazioni di allora su questo ragazzino. Un bravo ragazzo, e una cosa che ho notato in tanti anni, l'unico che gli ho trovato i libri nel borsone di corsa. E quindi mi ha colpito moltissimo questo particolare. Sempre molto importante l'equilibrio tra la passione, lo studio, lo sport, insomma. Costituisce nel 1990 la società Pino Atene Oristano, oggi è DS Aguspini, dico bene?
Sì, alleno la società OC Guspini come direttore sportivo. Allora, se provassimo a riavvolgere il film di questi 40 anni, quali sono le considerazioni? No, rifarei tutto quello che ho fatto, anche perché l'ho fatto con passione e quindi rifarei tutto. Va bene, grazie. Allora, salve Tonangelo a Atene, non so se... Grazie davvero per l'impegno profuso nel mondo del ciclismo regionale. Siamo arrivati ai premi per le società nella categoria giovanissimi. Come sapete premieremo rigorosamente le società per l'impegno nel mondo dei più piccoli, senza dare eccessiva attenzione al singolo individuo, come è giusto che sia, soprattutto dal punto di vista pedagogico. Prima classificata, Società Ciclistica Pattada. Allora, chiamiamo a premiare il CT della nazionale Davide Cassani e anche Luciano Spano, responsabile della struttura tecnica. Chiamiamo anche la seconda classificata, la Velo Club Sarroc. E poi sul terzo gradino del podio la società ciclistica Terranova. Questo rappresenta il futuro del ciclismo regionale sardo. Grazie. Allora, Società Ciclistica Pattada, Velo Club Sarroc, Società Ciclistica Terranova, i ragazzi ma soprattutto i tecnici e tutti coloro che si impegnano quotidianamente per far crescere la passione per il ciclismo in Sardegna. CT, non scappi perché lascerei a lei la chiosa finale di questa bella mattinata di sport insieme al Presidente della Fede Ciclismo Regionale. Le sensazioni di questo arrivo in Sardegna, insomma, quali sono state alla fine? Ma le sensazioni sono di entusiasmo, ripeto, di una regione che dal punto di vista ciclistico, anche dal punto di vista del ciclismo è viva, è attiva. Ho visto anche tra l'altro i tesserati sono cresciuti rispetto all'anno scorso, vuol dire che il Presidente sta facendo un ottimo lavoro, vuol dire che comunque la risposta è positiva e quindi penso che sia una cosa molto bella. Come dicevo prima, no, è una regione che diventa importante per il ciclismo e per tutto il movimento. Tra l'altro quest'anno la gioia, la soddisfazione, l'emozione di vedere la partenza di un Giro d'Italia. La cosa bella sarebbe riavere un Giro della Sardegna, perché io quando ero piccolo c'era il Giro della Sardegna, mi ricordo che la stagione cominciava qui, c'era la Sassari Cagliari, c'erano delle corse importanti e sarebbe molto bello rivedere una corsa del calendario professionistico in Sardegna, perché la regione lo merita, perché il clima sarebbe ideale e quindi ci sarebbero tutti i presupposti per vedere anche il ciclismo di alto livello tornare in Sardegna. Grazie, grazie a CT Cassani, l'assist è arrivato Presidente, ma la cosa difficile adesso è migliorarsi ogni volta. Ma sì, la cosa difficile è migliorarsi, parole sante, l'ho detto anche prima di Davide Cassani. Magari chissà, nel 2019-2020 riusciamo a riportare il Giro di Sardegna. La Sardegna lo merita, l'ha dimostrato, lo ha dimostrato con l'entusiasmo che ha suscitato il Giro d'Italia. I sardi vogliono il ciclismo e meritano il ciclismo. Davide Cassani, grazie ancora a nome della Federazione Ciclistica. Tra l'altro io stasera ritornerò a casa e lunedì sarò di nuovo in Sardegna all'Università di Sassari, quindi ormai sono diventato un assiduo frequentatore di questa regione, quindi il 12 mattina sarò all'Università di Sassari, quindi anche lì si parlerà ancora di ciclismo.
Ok, allora vi ringrazio, spero sia stata una mattinata piacevole, diversa dal solito. Noi siamo stati orgogliosi di festeggiare i campioni, abbiamo sentito le parole importanti sia di Davide che dei genitori di Fabio, ci ha fatto molto piacere. All'anno 21 un saluto a tutti e grazie da parte del comitato regionale, vi ringrazio tutti. Grazie Presidente, vi ricordo che tutta la mattinata potrà essere rivista sulla pagina Facebook e sulla testata directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa